14.000 telefonate da luglio 2018 a luglio 2020, 370.000 euro consegnati in svariate tranche come ricariche telefoniche o consegna di somme di denaro, 1.000, 2.000, 15.000 euro. Un periodo difficile per Don Albino Bizzotto, 82 anni, il prete padovano degli ultimi, fondatore per anni presidente dell'associazione Beati Costruttori di Pace, in prima linea nella difesa dei diritti di chi è dimenticato da tutti, istituzioni comprese, come quei nomadi finiti in queste ore al centro delle cronache. All'alba l'operazione della Guardia di Finanza del gruppo di Padova. 70 militari delle Fiamme Gialle sono entrati nei campi sinti di Cadonega e Vigonza nel Padovano, di Santa Maria di Sala nel Veneziano, di Montecchio Maggiore nel Vicentino. 11 le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare, 6 delle quali, tutte sui 30 anni, finite in carcere. Per il gruppo le accuse parlano di circonvenzione di incapace e tentata estorsione ai danni dell'anziano sacerdote. 2 anni di ricatti e bugie, così la Guardia di Finanza, coordinata dal PM padovano Giorgio Falcone, che attraverso una delicata indagine ha ricostruito quanto accaduto. Al sacerdote il gruppo Sinti chiedeva soldi e ricariche telefoniche, raccontando storie, spesso di fantasia, relative a incidenti, vicissitudini giudiziarie, disgrazie. Don Albino Bizzotto, che ha consacrato la sua vita a queste persone, della loro buona fede non aveva mai dubitato, fino a scoprire l'amara verità. Bugie dietro i racconti, minacce di atti di autolesionismo o denuncia in 2 episodi circostanziati. Il sacerdote a quel punto si è rivolto alla Guardia di Finanza, a cui avrebbe presentato un esposto. Da qui le indagini e l'operazione scattata all'alba. Per 6 persone coinvolte nel reato di tentata estorsione sono scattati gli arresti, per 4 l'obbligo di dimora al di fuori del Veneto. Una persona è stata sottoposta all'obbligo di firma. Chiusa in queste ore la sede dell'associazione, dove per ora si preferisce non parlare.